ragazzi! Allora, oggi vi farò vedere all'interno del canale per la prima volta il lavoro della prepotatura di un vigneto. Non lo faremo all'interno dei nostri campi, ma nel campo del cugino del padre. A fare la lavorazione verrà il ragazzo che l'altra volta è venuto con la vendemmiatrice a vendemmiare anche i nostri campi e mi ha appena detto che sarà qui tra circa 10 minuti. Io ho preparato anche il drone per fare qualche ripresa dall'alto eventualmente. È la prima volta che vedo questa lavorazione, magari in futuro la faremo anche all'interno dei nostri campi, fino adesso invece non l'abbiamo mai fatta. Eccoci in campo, allora Andrea sta per partire. Ecco che scende. E questa è la prepotatrice. Mi ha detto che parte da là in fondo. Adesso faccio prima un video dal basso e poi con il drone ne farò uno anche che permette di vedere bene dall'alto la lavorazione. Ovviamente penso che abbia un comando per aprire e chiudere il macchinario, insomma, quando si avvicina ai paletti, in modo da non rovinarli. Comunque dopo, quando torna indietro, anche gli darò la GoPro da fare un cab view e così magari vi spiega anche meglio come funziona il tutto. Poi così appunto diventa più semplice la potatura, nel senso che si decide quali tralci lasciare e gli altri si tirano via in modo più veloce, ecco, senza avere quelli che vanno in fuori, che è più difficile poi da tirar via. Allora, mentre è là in fondo io vado a prendere anche il drone. L'ha trasportato con questo trattore qui, il New Holland. Ok, sta tornando. Stessa marca della nostra cimatrice, sempre appunto per vigneto. Ok, ho preparato la GoPro con la vista anche più larga possibile, in modo che si veda bene la cabina all'interno. Ciao ragazzi, oggi vi mostro la lavorazione di prepotatura invernale che ha l'obiettivo di facilitare la cimatura manuale, perché come potete vedere va a tagliare tutta la fascia superiore dei tralci e in questo modo l'azione manuale di potatura
e quindi di rimozione dei tralci in eccesso è facilitata, perché tutta quella parte di tralcio che è legata ai fili di ferro superiori viene appunto eliminata. Vedete che il taglio e anche un po' lo strappo, diciamo, di questi tralci avviene tramite dei dischi che ruotano ad alta velocità e quindi consentono di tagliare il tralcio ed espellerlo dal filare. E come vedete, molti pezzi di tralcio arrivano sulla cabina, quindi è fortemente consigliato fare questa lavorazione con un trattore cabinato. Nella manovra in cappezzagna posso andare, se serve, a chiudere un po' l'attrezzo, posso spegnere anche i dischi e vedete questi sono i comandi, quindi molto semplici: accensione e spegnimento, e poi tre pulsanti, 3 leve per comandare la traslazione, l'alzata e il brandeggio, questo qua, quindi l'inclinazione. A seconda di quanto si vuole tenere lungo il tralcio si può appunto regolare l'altezza. Si può addirittura sfruttare tutta questa serie di dischi per effettuare anche il taglio per il cordone speronato, quindi non in questo caso che siamo ad archetto, ma appunto per lo speronato si tagliano praticamente il 70% dei tralci, e quindi è molto importante questo tipo di lavorazione. Pulsantino dedicato per aprire e chiudere i dischi quando si incontra il palo. Ecco, vedete qui ad esempio ci sono degli ulivi, quindi chiudo la macchina.